che ora apri? Sì, a che ora apri? Alle 7. Sicura, nonna. Non è che quando arrivo trovo già la pasta pronta. Ogni anno, la vigilia di ogni venerdì santo, ci domandava a me nonna: nonna, domani a che ora apri? Caversi zitta, nonnozza, mandiamo mano. Ma alle 7 inizia a impastare la pasta. Cacirta, nonnozza. Allora nonna, domani appena le campane della chiesa del Rosario, perché le campane della chiesa del Rosario si sentivano sia da casa mia che da casa di mia nonna. Appena le campane della chiesa del Rosario suonano le 7, tu stai iniziando a impastare la pasta. Ma sì, nonnozza, io come te l'hai a dire, va. L'indomani, dom 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 ding. Alle 6:30 scattavo come un tuppetto da casa mia verso casa di mia nonna per vedere come mia nonna preparava la pasta. Correvo e saltavo. Avevo solo 6 anni, ma correvo e saltavo. Curva a destra, sinistra, destra. Ecco il rosso della casa di mia nonna spiccare sulle altre. Ma quando stavo per arrivare alle 7 in punto, che oramai la vedevo la casa di mia nonna, e tra pochi secondi avevo scoperto il mistero della pasta. Minchia. Già hai impastato la pasta. Nonna me l'avevi detto alle 7. E perché ancora suona, nonnozza? I 7. E io ora mi sa mano. Sì, nonna, ma tu mi avevi detto che alle 7 iniziamo a impastare la pasta. Invece la pasta già è pronta. Ah, nonnozza, io ora mi sa mano. E che semplice retro, e certe cose mi fa capire. Nonna! Ma sicura che la impasti tu questa pasta? Ah va, nonnozza, e qua impasta allora lo Spirito Santo. Mia nonna bugie non ne diceva, e questo è sicuro. Ma intanto, ogni anno, ogni venerdì santo, io arrivavo puntuale e la pasta già era pronta. Ma un anno la vigilia del venerdì santo ci disse a me nonna, domani ancora rapi? Caversi sitte, nonnozza, mandiamo mano. L'indomani, dom ding! Alle 4:30 scattavo come un tuppetto da casa mia verso casa di mia nonna per vedere come mia nonna preparava la pasta. Correvo e saltavo. Curva a destra, sinistra, destra. Ecco il rosso della casa di mia nonna spiccare sulle altre. Ma quando stavo per arrivare alle 7 in punto, che oramai la vedevo la casa di mia nonna, tra pochi secondi avevo scoperto il mistero della pasta. Minchia. Già hai impastato la pasta. No. Oh no. Me l'avevi detto alle 7 e sono arrivata alle 5 e la pasta già è pronta. Mia nonna bugie non ne diceva, e questo è sicuro. Però mi piaceva sto mistero della pasta. La pasta nata dal nulla, la pasta sacra con cui ogni anno mia nonna faceva i cicciolini. Quel lasciar riposare la pasta accresceva in me il mistero della pasta e dei cicciolini di mia nonna. Una pasta creata dal nulla, che la si prende a pugni per farla diventare più buona e saporita e la si lascia riposare per farla crescere. E così la pasta riposava in da maida, mia nonna riposava in da seggia e io facevo avanti a rere per la stanza cercandomi qualcosa che fare. Vieni qua, nonnozza, va. Vieni qua. Assettati con me che ti conto un conto. La sedia di fronte alla finestra. Dalla finestra della stanza del forno si intravedeva l'Etna. Assettatevi, ranne, vecchi femmine e picciretti, che è arrivato al fiucaliaro che vi conta lo conto di Cagafuoco. So conta che in Sicilia, tanto tempo fa, nasce un picciriddo di nome Prospero. Per l'amici, Prospereggio. E per l'amici più stretti, Prospereggio, Cagafuoco. Appena nasceva la lavatrice ci appoggiò le mani nella panza. Caura era la panza di Prospereggio. Era così caura che la lavatrice s'abbruciò le mani. E Prospereggio cascò in terra. E appena mise le pere in terra, che era la prima volta che metteva le pere in terra, signore miei, cominciò a correre. Correva. E gli era più veloce del cavallo di una lepre e un coniglio che c'aveva a fare.
pareva che dentro aveva un motore sempre domato che faceva correre. E signore miei, che ci credete o meno, questa è storia vera. Si conta che quando Prospereggio correva così forte che dello culo ci nisceva lo fuoco. E la gente vedendolo passare, c'era cosa addumava una sigaretta, c'era che ci diceva: Prospereggio, vieni qua, fate una corsa in giù forno, va. Prospereggio con una corsa e quattro vampate e allo forno si addumava. E fu così che tutto sappono a sentire cacafuoco. Ma un giorno, del lontano Giappone, arrivarono in Sicilia l'ure e la regina. La regina era una veziosa e freddolina. Infatti erano arrivati dallo lontano Giappone perché la regina veziosa e freddolina si voleva scaldare direttamente le mani col calore che nasceva dallo cratere più alto dell'Etna. All'arrivo dello re e la regina, tutte le paesane incuriosite chiamano verso la montagna. Ma appena la regina si stava acquariando le mani, ci cascò l'anello dello matrimonio nello cratere. Bedamate, come faccio senza un anello, sogno motta. E non farà così. Lo capisci che siamo in terra straniera? Che mi interessa la terra straniera, voglio un anello. E ora te lo compro un altro anello. No. Voglio kiddo. Ma come lo piglio, kiddo? Chiama tutte le schiave dello Giappone, ci fa portare una pigliata d'acqua, cioè tu non cai entra, lo fuoco si studa e mi pigli l'anello. Ma che chiama tutte le schiave? Ma che te ne scemo, lo sentimenti? Adesso forza chiama tutte le tue schiave, sanno che da fuoco, forza, ma se non me lassano conto come le chiamo, forza, sanno che da fuoco, e lassano lo conto che le chiamo, forza, chiama tutte le schiave, e mi pigli l'anello, va bene. Ma capisci che succhiamo tutte le scave dello Giappone per una pignata d'acqua? Che da appena arrivano mi affocano! E tanto se non mi chiamano te fuoco io, forza, chiamali. Va bene! Ma mentre lo re stava dando ordini di chiamare una chiappata di scave dello Giappone, della fodda si sente, i cicciolini erano pronti. A quando vennero più tende dell'anno scorso. Quest'anno sono venuti peggio dell'anno scorso. Ogni anno commentava mia nonna. Ma che stai dicendo, nonna? Ma sono troppo belle, ma tale che c'è qua, nonna? Ma che sa c'ha nonna? Che sto? Venne tutto caliato, avanti. Che st'altro? Venne tutto sgommato. Dalle cucina, nonna. C'è Santina, te aspettare un nozza, va, vado a ciuccio lì. No, aspetta un nozza, che va bene, va un nozza, io ci lei più scarsoletti, ne pigliamo l'altro, e l'altro ci dà i cristiani. Mia nonna diceva che ci lei più scarsoletti, quelli venuti meno bene, ce li prendevamo noi, i parenti più stretti, e l'altro ci davamo i cristiani, agli estranei. Santina, oh Santina, te Santina, te un cicciolè, tu manna mananna te, dopo che ci davo cicciolè a Santina mi pigliava a manozza e mi dava un vasoneggio. Santina.
Santina stava in faccia a casa di Mananna. Stava sempre seduta dietro la finestra che dava nel cortile, nascosta dalla tendina che lei stessa aveva ricamato. Ma se guardavi attentamente da finestra, di tanto in tanto vedevi una mano di femmina che leggermente scostava la tendina. «Vengo, mamma, vengo», rispondeva rassegnata Santina mentre riponeva la tendina al suo posto. «Santina! Santina! Vegno, mamma, vegno». Posava il tombolo sul piccolo tavolo che aveva di fronte. «Santina! Santina!» «E vegno, mamma, vegno», rispondeva ancora Santina, mentre tirava fuori dal cassetto in alto la boccetta con le gocce, sotto lo sguardo fisso di un Gesù di un quadro posto sul cantarano. Da piccola, Santina, accanto a quel quadro, trovava un cioccolatino, un biscottetto, una caramella. Ora da lato c'era un bicchiere a calice ricoperto da un centrino ricamato da Santina e una bottiglia da rosolio tutta colorata, ripiena d'acqua a metà. «Santina! Santina!» «Vegno, mamma, vegno». Versata un po' d'acqua nel bicchiere e contate le gocce, portava la medicina alla madre. Poi riposava un bicchiere sopra un cantarano, commigliava a cucentrina e tornava a passettare senza la seggia arrera la finestra. Ma prima di assettare se un'altra volta Santina leggermente scostava la tendina per tagliare il do cortile. Santina era bella, come lo sole in tale spiga del grano, che pareva una ballerina, pareva. Certe volte Santina disceva da sotto letto ranne una cassa di legno, arapeva, e da entra c'erano lenzuola, tovaglie, c'era il corredo. Ma de lenzuola e de tovaglie aveva assai che erano nella cassa di legno sotto letto ranne. Santina arapeva, una cavanticchia la testa e la tornava a chiudere per razzettare la sottoletto. Da quando Santina non era più una piccerina, che aveva diventato una signorina, do cortile ci passava solo a pigliare a trovare i parenti o a domenica a pigliare la messa. A po' o cortile tagliava solo arrera la finestra, canziando la tendina che lei stessa aveva ricamato. E più volte Santina canziava da tendina, alleggia si avvicinava da vetrina e correndo s'ammucciava se no cortile c'era Giovanni. De piccerette, Santina e Giovanni giocavano insieme. Poi, crescendo, non si parlano più. De ranne, quando Giovanni incontrava Santina, si levava la coppola, segno di saluto e di rispetto. Santina diventava rossa, faceva come per ridere, calava la testa e correndo passava avanti. A domenica, anisciuta dalla messa, Giovanni, tutto zazzato, col vestito nuovo della domenica, si levava la coppola, in segno di saluto e di rispetto. Santina diventava rossa, faceva come per ridere e pensava che s'accò correndo sotto letto ranne. Non venne una domenica a lavarsi la coppola a Giovanni e non venne neanche le domeniche appresso. Qualche tempo dopo tornò Giovanni, tutto zezzato, col vestito nuovo delle nozze e il bouquet da dare a Lia, a figlia del fattore. Non sorrise più Santina quando incontrava Giovanni, che si lavava ancora la coppola come un tempo, ma continuò a scostare la tendina per tagliare il do cortile. Nonna, c'è tanto trapano, nonna, dammi un pigliatino che va piglio latte, aspetta, nonnozza, aspetta, malo tempo che non si faccio, forza, dammi un pigliatino, te resta aspetta, nonnozza, e come fare con questo, Te, nonnozza, ti raccomando, fatti dare chiedo
da minna sinistra. Mia nonna diceva che il latte della minna sinistra è più tenero di quello della minna destra, perché a sinistra ticche tacche tacche ticche tacche tacche ticche tacche tacche ticche c'è il cuore che batte e che è più tenero. Li femminetti ci sono in sala senza farsi vedere dei mascoletti. Toccatevi i minni. A minna sinistra è più tenera. A me nonna ragione c'aveva. Sì, nonna, non ti preoccupare, quello della minna sinistra, perché a sinistra ticca tacca ticca tacca ticca tacca ticca c'è il cuore che batte e quindi è più tenero.